Pronto mondo? Missione Misericordia, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. I mesi appena trascorsi sono stati dei mesi davvero storici, epocali per la Chiesa di Padova. Dopo 26 anni dall'inizio del suo ministero episcopale nella nostra diocesi di Sant'Antonio, il vescovo Antonio Mattiazzo ha rassegnato per sopraggiunti limiti di età le sue dimissioni. E proprio nei giorni scorsi, per volontà di Papa Francesco, si è seduto nella cattedra di San Prosdocimo, il primo evangelizzatore e il primo vescovo di Padova, Don Claudio Cipolla, che già ha portato nella nostra chiesa di Padova l'impronta della carità, l'impronta della misericordia che ascoltiamo e che sentiamo spesso riecheggiare nelle parole di Papa Francesco. Ma forse si è parlato ancora troppo poco di una scelta davvero epocale, iconica e che darà davvero l'esempio a tutta la chiesa di Padova, ed è la scelta del vescovo emerito Antonio, una volta rassegnate le dimissioni, una volta divenuto vescovo emerito di Padova, di partire di nuovo per la missione a 75 anni compiuti. Del resto l'anelito missionario del vescovo Antonio Mattiazzo è noto a tutti. Prima ancora di essere qui a Padova era stato per volontà di Giovanni Paolo II nunzio apostolico in Costa d'Avorio e pronunzio in Burkina Faso e Niger. È però innegabile che nei suoi 26 anni di presenza nella diocesi di Padova il vescovo Antonio abbia dato un nuovo slancio alla missione, sia dando nuove energie, nuove risorse, nuove forze, nuove vocazioni alle missioni Fidei Donum aperte dai suoi predecessori, pensiamo al Brasile, al Kenya e all'Ecuador, sia incoraggiando tutta quell'altra galassia missionaria che comprende istituzioni, realtà di volontariato, ordini religiosi, congregazioni. Sicuramente però tra le opere che maggiormente portano la firma del vescovo Antonio è la missione aperta in Thailandia nel 2000, l'anno del grande giubileo, insieme ad altre chiese del nord-est. Una missione in un paese dove la presenza cristiana è davvero minima, una missione di testimonianza che è sfociata l'anno scorso, nel 2014, nell'inaugurazione di un monastero cristiano cattolico, che rientra un po' nella tradizione monastica buddista conosciuta molto bene in Thailandia. La scelta del vescovo Antonio è stata quella non di andare in una delle sue missioni, ma di entrare in punta di piedi in una missione completamente nuova, l'Etiopia. Il 7 settembre un volo l'ha condotto prima da Milano a Roma e poi da Roma ad Addis Abeba, e poi un lungo viaggio in auto in sentieri impervi e difficili. Destinazione la prefettura di Robe, uno dei posti più belli della terra, a 3000 metri d'altezza sull'equatore, ma allo stesso tempo anche uno dei posti più poveri. Con il vescovo emerito Antonio, nei primi giorni di questo suo viaggio, c'era anche Don Daniele Prosdocimo, vicario per la pastorale cittadina. Tra pochi minuti Don Daniele sarà in collegamento con noi per raccontarci questo nuovo inizio del vescovo emerito di Padova, un volto della misericordia per una chiesa che nasce. Pronto mondo? Un piccolo seme di chiesa al centro della terra, sull'equatore. 850 battezzati su quasi 3 milioni e mezzo di persone. La prefettura apostolica di Robe, scelta dal vescovo emerito di Padova Antonio come meta della sua nuova missione, è terra di primissima evangelizzazione. Siamo ben a 2700 metri sul livello del mare, in altissima montagna, ma questa è a dir poco una benedizione, dato che l'equatore è a un tiro di schioppo. L'altitudine permette alla zona di sviluppare un clima fresco, con una vegetazione ricchissima e varia, quasi un paradiso terrestre. Le condizioni degli abitanti però non sono delle migliori. La prefettura di Robe è molto povera secondo il nostro metro di giudizio. Le persone vivono in baracche di fango e lamiera e trovano di che campare grazie a un piccolo campo, qualche mucca e gallina. Manca ovviamente l'acqua potabile, non ci sono le fogne né il gas. La luce elettrica c'è solo in città e ovviamente non basta per tutti. Nelle sue prime settimane a Robe, il vescovo emerito Antonio ha iniziato ad incontrare le persone e, come alle origini del cristianesimo, quando le chiese dovevano essere ancora inventate, ci si trova per pregare e per annunciare la parola di Dio dentro le case, anche le più piccole e logore. Nel dialogo con un Islam pacifico,
in una popolazione composta per la stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi, comincia l'avventura di una nuova chiesa. Pronto mondo? Missione Misericordia. Carissimi ascoltatori di Pronto Mondo, Missione Misericordia, per questa nuova puntata abbiamo in collegamento non un missionario nel senso canonico del termine, ma un prete della diocesi di Padova che ha conosciuto uno dei più grandi eventi, uno dei più grandi segni della missione che Padova ha conosciuto in questi tempi recenti. E siamo in collegamento con Monsignor Daniele Prosdocimo, che è vicario per la pastorale cittadina. Grazie, Don Daniele. Buona giornata a tutti. Il 7 settembre di quest'anno c'eri anche tu in quell'aereo che ha condotto il nostro vescovo emerito Antonio Mattiazzo, prima a Milano, poi a Roma e poi infine ad Addis Abeba, dove è arrivato come semplice missionario. Ci racconti un po' di questo viaggio? Sì, innanzitutto io sono stato molto contento che l'ufficio missionario mi abbia fatto questa proposta di accompagnare il vescovo Antonio. Per me è stata veramente anche una grazia, perché oltre a una riconoscenza verso il nostro vescovo che ha guidato la diocesi per 26 anni, era per me anche una scoperta, volevo viverla come un capire dove va a fare questa nuova missione. Mi ha colpito molto anche l'incontro che abbiamo avuto lì ad Addis Abeba con il nunzio apostolico in Etiopia, e che si è congratulato con il vescovo di questa scelta, che è un po' anche una scelta non dico unica, perché credo che qualche altro vescovo anche abbia fatto queste cose, però è certamente inusuale. Quindi per me questo viaggio è stato anche uno stargli vicino, un sentirmi come una specie di piccola missione e anche una grande riconoscenza verso di lui. Don Daniele, mi racconti un po' di questo viaggio? Com'è stato mettere piede in un aereo in Italia e ritrovarsi ad Addis Abeba e poi 400 chilometri in macchina per raggiungere la prefettura di Robe, in questo altopiano tra i punti più poveri del mondo? Il viaggio, ripeto, è andato molto bene. Il vescovo l'ho visto subito motivato, era carico, contento. È chiaro che dava un taglio un po' a un suo passato, anche se tante volte Padova ritornava, diciamo, nella memoria, anche nei discorsi che abbiamo fatto, però io l'ho visto anche molto proteso sulla sua nuova missione. Ecco, credo che colui che è stato in Africa come nunzio apostolico è stato anche comunque un vescovo molto attento alle missioni, ha aperto anche in Thailandia con gli altri vescovi del Triveneto, ha cercato comunque di portare avanti quelle missioni che aveva trovato sia in Kenya che in Ecuador che in Brasile. Comunque questa sua aspirazione missionaria, che gli veniva anche da tutti i rapporti che ha tenuto con l'est europeo, soprattutto con la Romania, era un po' un frutto di un qualcosa che lui ha sempre coltivato, sia di un pastore di una diocesi italiana, diciamo quindi occidentale, ma sempre con questa apertura mondiale, e credo che questa scelta e anche il viaggio stesso lo abbia, potremmo dire, ricompensato anche di tutto questo background, cioè di questo sfondo, di queste radici che lui aveva dentro. Noi ci siamo fermati dopo un giorno ad Addis Abeba, insieme con padre Angelo, siamo arrivati a Kofele, che è un po' la porta della prefettura nel sud-est dell'Etiopia. Siamo a un'altezza di 2700 metri, quindi un altopiano immenso sull'equatore, quindi sarebbe, se non fossimo così alti, sarebbe tutto deserto, sarebbe un caldo infernale. Invece a questa altitudine la cosa è vivibile, anzi potremmo dire che è un piccolo paradiso, perché c'è molta vegetazione. Eravamo anche in una stagione, siamo in una stagione delle piogge, quindi un'oretta ogni giorno c'è un acquazzone, quindi se si vede è veramente un verde, c'è un panorama che è meraviglioso.
Ecco, l'unica sua preoccupazione forse era quella di capire se a questa altitudine, o anche 75 anni, il fisico teneva. Io nei 10 giorni ho avuto proprio l'impressione che stesse molto bene e quindi non avesse alcuna difficoltà anche ad ambientarsi. Prima di parlare della missione che il vescovo emerito Antonio sarà chiamato a fare nei prossimi anni, volevo domandarti, Don Daniele, che cosa ti ha colpito davvero di quei giorni, di quella popolazione? Abbiamo visto delle foto di queste piccole baracche in cui il vescovo parlava con le persone, tutti stretti ma tutti felici di essere lì l'uno per l'altro. Oltre all'ambiente, che cosa ti ha colpito? Una prima cosa che porto nel cuore, adesso che sono tornato, è che è proprio la Chiesa vicina ai poveri. Ecco, questa realtà della prefettura di Robe, che è grande quanto l'Alta Italia, ecco, un territorio enorme, con la gente, la maggior parte della gente, potrei dire anche più del 90%, è molto povera, vive in una capanna, non c'è acqua potabile, non c'è, l'elettricità arriva nelle cittadine, la stanno adesso un po' alla volta portando in giro, però anche per esempio lì a Cofele dove eravamo, dove c'è l'elettricità, però alla sera molte volte eravamo senza e quindi ci si arrangiava con una candela, potremmo dire. Però ecco, la realtà della povertà e quindi la grande forbice di differenza tra chi abita in un paese occidentale, a Padova, e chi invece abita in Etiopia e in questa zona. Quindi questo ti salta soprattutto primo impatto, potremmo dire. D'altra parte, se vogliamo essere anche una Chiesa attuale, è importante stare dalla parte dei poveri e questo mi porto nel cuore, cioè c'è una vicinanza a chi è nel bisogno che è importante. Lì trovavi la gente che praticamente vive sulla strada cercando di vendere la gallina, cavoli che riesce a coltivare magari nel suo appezzamento. C'è una sussistenza, potremmo dire, economica che vive alla giornata, ecco, non c'è un mettere via, non ci sono industrie, almeno in quella zona. Questo ti colpisce perché poi vedendo che la gran popolazione, mi dicevano che sono circa 80-90 milioni gli etiopi, ma la metà, quindi sui 40 milioni, sono sotto i 20 anni. L'altra grande differenza che uno vive è proprio questa esplosione di gioventù che io, che vengo anche da una città dalla città di Padova, non te ne accorgi quando sei in queste nostre strade. Ecco, questa prima realtà. Poi la seconda realtà che mi ha colpito è proprio una chiesa che vive la prima evangelizzazione. Ecco, lì siamo in una prefettura, a livello canonico, il primo passo per arrivare anche a un vicariato apostolico e, se Dio vuole, anche a una diocesi. Potremmo dire che la prefettura è l'implantatio ecclesi, cioè impiantare una chiesa. In questo grandissimo territorio, 4 milioni di abitanti, ecco, sono 850 battezzati cattolici. Ed è stato affidato a questo padre Angelo Antolini, ecco, il compito un po' alla volta di impiantare la chiesa. Grazie Don Daniele, noi torniamo tra pochissimo dopo una breve pausa con Pronto Mondo, Missione Misericordia. Pronto Mondo? Cari amici di Pronto Mondo Missione Misericordia, siamo in collegamento con Don Daniele Prosdocimo, vicario per la pastorale cittadina. Don Daniele, grazie. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. Come abbiamo ricordato prima, Don Daniele, sei stato nel mese di settembre in Etiopia per accompagnare il vescovo emerito di Padova Antonio in missione, una missione annunciata al termine del suo servizio nella diocesi di Padova durato 26 anni. Don Daniele, nel marzo del 2015 Papa Francesco ha annunciato per il 2016 il Giubileo della Misericordia. Nel giugno, al momento di lasciare il suo incarico a Padova, il vescovo Antonio ha mostrato questo volto della misericordia della missione. Poteva restare qui in Italia, ha deciso di impiegarsi ancora nel dono dell'annuncio. C'è una valenza simbolica in tutto questo?
Ma io credo che sicuramente c'è un'attualità estrema, perché anche tutto il problema che stiamo vivendo noi europei, l'Occidente, sui migranti, su questi poveri che arrivano, questa è una testimonianza grande, cioè di dire la Chiesa deve stare dalla parte degli ultimi, della prossimità di chi ha bisogno. Quindi il Vescovo Antonio, facendo questa scelta, ha voluto quasi dirlo senza grandi discorsi, ma in maniera fattuale. Ecco, credo che siamo proprio sull'attualità della Chiesa e quindi anche dell'anno della misericordia, sì. Ve l'aspettavate voi sacerdoti della Curia di Padova, i suoi più stretti collaboratori, ve l'aspettavate in questi anni una decisione del genere? All'inizio no, non ci ho pensato, dopo un po' alla volta, anche con le sue battute che faceva, qualcosa era trapelato, poi quando c'è stato l'annuncio ne ho avuto la conferma, ma ripeto, credo che anche parlando con la gente semplice delle parrocchie, così, con quelli che conosco, sia stato un messaggio diretto, cioè senza tanti fronzoli ha voluto dire qualcosa di molto evangelico, e credo che questa è anche nel suo stile, cioè che è stato sempre un vescovo che ha voluto comunque dire le cose come le pensava anche di fronte all'opinione pubblica. Sapevamo insomma dell'amore che il Vescovo Antonio nutriva per l'Africa, però ha scelto un posto dove i padovani non sono ancora presenti, l'Etiopia. Sì, perché lui ha sempre cercato questo discorso della prima evangelizzazione, cioè già anche parlando qui a Padova lui parlava dei ricomincianti, di coloro che devono ritrovare la fede, di quelli che vengono da lontano e magari sono anche o di altre religioni, o comunque c'è una possibilità dell'annuncio, anche mi viene in mente tra virgolette l'avere lanciato un attimo di pace è anche su questa direzione, e mi ha colpito molto questa zona perché proprio è di primo annuncio, cioè andare in un paese, una cittadina di 20-30 mila abitanti dove non c'è una chiesa, ma è dove i cristiani, cioè più che cristiani, i catecumeni o i simpatizzanti si ritrovano in una casa per dire il rosario. Mi faceva venire in mente proprio le prime comunità cristiane, dove San Paolo, dove San Pietro molto probabilmente non avevano già tutta la ricchezza che abbiamo noi di chiese, di luoghi di culto, ma dove invece però pulsa proprio la parola di Dio. Don Daniele, non è un caso se sei il vicario, cioè il responsabile della pastorale della città. Molta parte della popolazione mondiale vive già nelle città e questa percentuale aumenterà sempre di più negli anni. Anche molti dei nostri missionari vivono nelle città, pensiamo a Duque de Caxias, pensiamo all'Ecuador, a Quito, la capitale, e si sta muovendo sempre di più un rinnovato modo di pensare alla pastorale della città. Anche Papa Bergoglio, prima di diventare Papa, allora arcivescovo di Buenos Aires, si è espresso con un documento: Dio abita, Dio vive nella città. Questa condivisione di sapere, di conoscenza, di pastorale tra le città del nuovo mondo e le città del vecchio mondo, tra le città una volta oggetto di missione e queste nostre città che forse hanno bisogno di una nuova missione, di una nuova evangelizzazione. Che cosa può produrre questo dialogo? Leggendo questo libretto Dio vive nella città, ma anche e soprattutto l'Evangelii Gaudium, cui il Papa riporta proprio la pastorale urbana, la pastorale nella città, e invita a scoprire la presenza di Dio, nella città, perché Dio già opera, già il regno di Dio è presente, pur nella complessità. Nella città c'è un po' tutto, c'è il bene, c'è tanto bene, ma c'è anche il male, il tanto male, è un po' la Gerusalemme e anche la Babilonia messa insieme. Pensiamo anche a Sant'Agostino. L'aspetto del Dio che va annunciato nella città, lo trovo attualissimo, e questa esperienza che ho vissuto è un po' anche quello che si respira adesso nelle nostre comunità cittadine, nella nostra anche Padova, dove il confronto anche con altre religioni è importantissimo. Difatti io, stando lì in Etiopia, vedendo anche l'Islam come si sta dando da fare per fare la sua evangelizzazione, ti rendi conto che anche questo contatto con l'Islam può fare tanto del bene anche a Padova, perché
anche noi abbiamo sempre di più dei migranti che vengono da queste realtà, da queste religioni, e quindi capire come rapportarsi, avere la possibilità anche di far sorgere, potremmo dire, delle domande, dei dialoghi, è una cosa che ci troveremo sempre di più anche noi in Occidente qui ad affrontare. Don Daniele, un ultimo punto importante: questi sono proprio i giorni in cui la Chiesa di Padova accoglie il suo nuovo vescovo, il vescovo Claudio, che si è occupato di carità, si è occupato degli ultimi, e in tante interviste nelle sue parole ha ribadito l'importanza da una parte dell'annuncio, dall'altra dell'attenzione ai poveri, agli ultimi. Questo che impulso potrà dare sia alla pastorale cittadina sia alla missione? È lo Spirito Santo che sta dirigendo, ecco, le sue strade, i suoi progetti. È bello allora sapere che un vescovo è andato in una missione, un vescovo che ci ha guidato, e un altro vescovo che ha proprio queste caratteristiche di essere stato parroco fino all'altro giorno, quindi ha contatto con la gente, di aver avuto anche un'esperienza importante per la carità, quindi verso i poveri, e di essere stato scelto proprio come un vento nuovo per la nostra diocesi. Ecco, io credo che sicuramente tutta la diocesi e la città in particolare cercherà di fare tesoro, ecco, proprio delle sue indicazioni, proprio nella semplicità, nell'essenzialità. Ecco, io credo molto che la Chiesa, quando recupererà su queste basi Vangelo, parola di Dio, i sacramenti, lo stare vicino alla gente, avere una predilezione per i poveri, mettersi in dialogo con tutti, saper cogliere il bene che c'è, su queste basi che credo il nostro nuovo vescovo porta con sé, cercheremo proprio di mettere in pratica le sue indicazioni. Don Daniele, grazie. Prego, prego. L'appuntamento con noi, carissimi amici di Pronto Mondo, Missione Misericordia, è per la settimana prossima. Pronto Mondo? Missione Misericordia, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.